Onorevole, oggi con Falcone e Margherita Roccaruvolo per festeggiare l'ottimo traguardo ottenuto alle europee. Sì, è un risultato, come sapete, bellissimo, perché Forza Italia è stata la prima di percentuale in tutta Italia di essere stato il primo partito. Veda che noi abbiamo preso il 34% e Fratelli d'Italia il 17%, un'anomalia, ma in provincia di Agrigento Forza Italia è realmente viva. Si partono col tesseramento, no? Sì, stiamo facendo i tesserati, faremo secondo me una bella figura, perché c'è tante giovani, tante donne, tante persone che si stanno avvicinando e si stanno avvicinando a questo partito, che lo vedono un partito equilibrato, democratico e in crescita. Onorevole, oggi un incontro con l'onorevole Falcone per ringraziare l'elettorato di Agrigento. Sì, ci sembrava giusto, abbiamo ripreso i lavori, c'è stata un'estate caldissima che non consentiva proprio di, diciamo, ritrovarsi per via delle alte temperature, e poi ognuno di noi diciamo, aveva impegni già presi. Alla ripresa delle attività ci è sembrato giusto organizzare con l'onorevole Gallo e l'onorevole Falcone un incontro. L'obiettivo è quello di ringraziare l'elettorato, di ringraziare la provincia di Agrigento per lo strepitoso successo che c'è stato alle elezioni europee, con 2 deputati di Forza Italia eletti, e l'obiettivo è anche quello di dire che cos'è che ci aspetta, che tipo di lavoro dobbiamo fare, cosa bisogna mettere in campo a livello europeo, come a livello regionale, come a livello nazionale, per questa nostra regione e per questa nostra provincia. Abbiamo in corso anche la campagna di tesseramento 2024, altro appuntamento importante, quindi oggi diciamo è un momento per fare da un lato il punto sino ad oggi e dall'altro lato per proiettarci verso il 2025 per tutti gli appuntamenti che anche questa provincia, come tutti sappiamo, deve avere. Insomma. Onorevole, oggi ad Agrigento per ringraziare l'elettorato agrigentino che ha avuto un ottimo successo. Ma ad Agrigento certamente Forza Italia ha avuto un successo straordinario. Devo dire grazie all'onorevole Margherita Roccaruvolo, che qua è il nostro segretario provinciale, all'onorevole Gallo e a tutti coloro che comunque hanno lavorato, collaborato, sostenuto, supportato Forza Italia, che oggi rappresenta un partito liberale, rappresenta un punto di equilibrio anche e soprattutto in Europa, dove vorrei ricordare che in questo momento in cui c'è un grande dibattito per la formazione della nuova Commissione europea, Antonio Tajani sta svolgendo un ruolo strategico per garantire all'Italia un commissario anche vicepresidente esecutivo della nuova Commissione europea. Parliamo di Fitto, ovviamente. Parliamo di Raffaele Fitto, quindi grande ruolo di Forza Italia all'interno del governo nazionale e all'interno del panorama internazionale. Parliamo di questi primi giorni, è stato detto in 2 commissioni importanti, pesca e economia e moneta. Ma guardi, lei sta toccando un punto strategico. Proprio oggi abbiamo salutato con grande apprezzamento l'apertura che la Christine Lagarde, il presidente della BCE, ha fatto nei confronti del ribasso dei tassi di interesse. Vorrei ricordare che la Commissione Econ si era riunita qualche giorno fa e aveva chiesto formalmente alla BCE di abbassare i tassi per dare un sostegno alle imprese, alle famiglie, insomma allo sviluppo, alla ripresa dell'economia. E finalmente abbiamo avuto oggi questo primo timido atto di apertura. Siamo però fiduciosi che da qui a fine anno ci possa essere un'ulteriore riduzione dei tassi di interesse per poter rilanciare l'economia. I suoi obiettivi principali? Stavo dicendo infatti è proprio questo: da un lato aiutare le imprese a rimuovere quei gap, e soprattutto noi siamo in una condizione di insularità. In Commissione Econ faremo valere le ragioni della Sicilia e della Sardegna, perché in Sicilia e in Sardegna bisogna attuare una fiscalità di vantaggio, bisogna alzare l'asticella per gli aiuti di Stato e bisogna consentire che le imprese possano veramente fare impresa abbassando anche il costo del lavoro.